Sul Vajont nessun libro di storia, nessuno studio, nessuna ricerca può scrivere la parola fine. La ricostruzione di quel drammatico evento che cancellò dalla faccia della terra 1910 innocenti continua ad essere oggetto di approfondimenti, soprattutto negli ultimi anni. Quell'immensa frana ha segnato una cesura temporale. La storia di queste comunità si fermò, ripartì prima di cadere in un grave e intollerabile silenzio rotto solo dai sopravvissuti testimoni della memoria, ha detto il presidente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. E da quello ormai lontano, 1963, non si è più smesso di studiare e approfondire quanto accaduto nell'Alta Valcellina e nella vicina Valle del Piave. Agire per coltivare la memoria e trarre da essa insegnamento, ha detto il presidente della regione Veneto Luca Zaia. Tuttavia, nei territori a cavallo fra Belluno e Trento, nella Valle del Vanoi, c'è preoccupazione per il progetto di costruzione di una diga sulla carta in un territorio potenzialmente pericoloso quanto quello del Vajont. Non c'è nessuna posizione fondamentalista, cercheremo di capire quali saranno i termini. Non me la sono inventata io questa operazione, è una delle tante ereditate, cercheremo di capirlo fino in fondo. Certo è che abbiamo un memoriale che è questo, che ci dice che comunque non bisogna fare nulla con superficialità, tutto qua. E non bisogna scherzare col fuoco soprattutto. Ma neanche con l'acqua. Si vedrà se il Vajont per davvero ha insegnato qualcosa. Non possiamo dire sempre dobbiamo fare prevenzione, dobbiamo stare attenti, guardare i segnali della natura, cercare di portare avanti dei comportamenti che non mettano il profitto davanti all'uomo. Ecco, allora penso che sia arrivato il momento anche di scegliere, di decidere con forza le cose che si possono fare e le cose che non si devono fare. Tra le cose che si devono fare, la prima è quella che riguarda ognuno di noi: allenare e alimentare il pensiero critico, seguendo l'esempio di Tina Merlin, la giornalista che per prima denunciò con i suoi articoli per l'Unità la catastrofe che si stava costruendo. A lei l'intitolazione del premio voluto da FNSI e Sindacato Giornalisti Veneto. Per restituire dignità a tutti coloro che lavorano quotidianamente e cercano appunto di dare concretezza all'articolo 21 della Costituzione che sancisce il diritto-dovere di informare.